Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Ecco l'uomo, che troviamo al numero 130. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Anche oggi vogliamo tenere fisso il nostro sguardo sul Signore Gesù, come ci ricorda questa immagine che è stata posta in presbiterio. Il Signore Gesù che anche oggi si dona a noi attraverso la sua parola, attraverso il suo corpo e il suo sangue offerti per la nostra salvezza. Il Signore ci chiama a conversione. Accogliamo dunque la sua presenza misericordiosa nella nostra vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Sempre Vergine Maria, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie Preghiamo. O Dio, che ami l'innocenza e la ridoni a chi l'ha perduta, volgi verso di te i nostri cuori, perché animati dal tuo Spirito possiamo rimanere saldi nella fede e operosi nella carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo
e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Parola di Dio. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Lode e gloria a te, lode e gloria a te, luce del mattino, lode e gloria a te. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù in quel tempo disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua,
perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Padre, allora ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Dobbiamo in questo tempo di Quaresima, ma non solamente nel tempo di Quaresima, durante il tempo di tutta la nostra vita, continuamente fissare il nostro sguardo sul Signore Gesù, ma siamo chiamati anche ad ascoltare, aprire gli orecchi del cuore e della fede all'ascolto della parola del Signore. Perché desideriamo che la nostra vita diventi sempre più simile alla sua vita, sia sempre più vissuta secondo la sua volontà. E anche oggi il Signore, attraverso le parole del profeta Geremia, nella prima lettura ci dice che l'uomo che confida nell'uomo, l'uomo che confida in se stesso e non si fida di Dio, è maledetto, che significa vive male la sua vita, pensa di viverla bene, ma in realtà la vive male. E invece l'uomo che confida nel Signore, che si fida del Signore, e il Signore è la sua fiducia, è benedetto. Vive bene la propria vita, secondo la volontà del Padre. Ancora una volta il Signore dunque viene a dirci che Lui non è venuto per la nostra rovina, ma è venuto per la nostra salvezza. Non è venuto per complicarci la vita, ma è venuto per aiutarci a vivere in bellezza e in pienezza la nostra vita. E allora beati noi, fratelli e sorelle, se sapremo confidare veramente nel Signore, se sapremo mettere la nostra vita nelle sue mani, se sapremo accogliere la sua parola e vivere secondo la sua volontà. È maledetto, vive male la sua vita, quell'uomo ricco di cui abbiamo sentito parlare nel Vangelo. Vive invece bene la sua vita quell'uomo povero di nome Lazzaro che stava alla sua porta. L'uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava lauti banchetti, ma notate bene, questo uomo ricco non ha un nome nel Vangelo. Non sappiamo il suo nome, è anonimo, è un innominato, come dire, tu pensavi di aver vissuto bene la tua vita riempendoti la pancia, ma in realtà non sei nessuno agli occhi di Dio. Hai sprecato la tua vita, hai vissuto male la tua vita.
Magari eri anche pio e religioso, magari anche dicevi tutte le preghiere, magari anche facevi tutto quello che bisognava fare per rendere lode e gloria a Dio esternamente. Ma il tuo cuore era incapace di avere pietà per un povero che aveva alla porta di casa. Facevi magari il pio e religioso, ti riempivi la pancia di lauti banchetti, ti vestivi in maniera impeccabile, con i vestiti più importanti e belli dell'epoca, pensavi di essere a posto con la tua vita e invece il Signore ti dice: non sei neppure degno di essere nominato. Hai sprecato la tua vita, hai perso l'occasione. Mentre il povero, di nome Lazzaro, il povero sì, è degno di essere nominato e di essere ricordato. Lazzaro, che significa Dio aiuta. Noi un domani saremo quello che abbiamo scelto di essere oggi. Quel ricco senza nome, dopo la sua morte, si accorge di aver sbagliato nella sua vita e chiede pietà. Troppo tardi. Sarai per sempre quello che hai scelto di essere quando vivevi qua giù. Hai scelto di vivere pensando solamente alla tua pancia, senza donare amore e misericordia al fratello, soprattutto al più povero. Tu hai fatto questa scelta. Continua a vivere la tua vita per l'eternità così come tu hai scelto di viverla. E invece il povero Lazzaro, che aveva vissuto tutta la sua vita chiedendo pietà e sentendo bisogno di aiuto di Dio e anche del prossimo, costui vivrà per sempre la sua vita nella piena comunione con Dio e con i fratelli. Abbiamo hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro, dice Abramo. Il padre e i fratelli del ricco che era morto hanno Mosè e i profeti per non rincorrere nell'errore che era fatto il ricco non nominato. La parola del Signore è via che ci guida verso la vita. Abbiamo la parola del Signore che ci indica la strada della misericordia, la strada della conversione, la strada della bontà, la strada dell'amore, la strada della pietà, la strada della verità, la strada della giustizia. Che veramente il Signore possa trovare in ciascuno di noi uomini, donne disponibili ad accogliere sul serio la sua parola e lasciare che la sua parola guidi, trasformi e formi la nostra vita, rendendola sempre più a immagine e somiglianza della sua vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo,
Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del lavoro dell'uomo. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami dal mio peccato. Fratelli e sorelle, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per questo sacrificio, Signore, santifica il nostro impegno di conversione e fa che alla pratica esteriore della Quaresima corrispondano una vera trasformazione interiore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello Spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingano i misteri della redenzione, la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Placido e di Silvana e, nella tua misericordia, di tutti gli altri defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, Antonio di Padova, San Leopoldo, Padre Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora, guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, insieme preghiamo e diciamo: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonare ma liberaci dal male. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato ma alla fede della Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi, anche oggi invitati alla cena dell'agnello. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo
e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. Amici, se farete ciò che vi dirò, questo è il mio comandamento. Come io ho amato voi. Il servo non sa ancora amare, ma io ho chiamato miei amici. Rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi. Io pregherò il Padre per noi e darà a voi il Consolatore, che rimarrà sempre in voi e vi guidi nella carità. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi. Preghiamo. Questo sacramento, Dio, continui ad agire in noi e porti frutto nella nostra vita, per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio,
fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Signore, assisti questi tuoi fedeli che implorano l'aiuto della tua grazia per ottenere difesa e protezione per Cristo nostro Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Lodi all'Altissimo, 186. Signore Dio, tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente, tu Padre Santo, Re del cielo, tu sei uno, Signore, tu sei il bene, tutto il bene, tu sei amore, tu sei il vero, tu sei umiltà, tu sei sapienza, tu sei bellezza, tu sei la pace, la sicurezza, il gaudio, la letizia, tu sei speranza, tu sei giustizia, tu temperanza e ogni ricchezza. Tu sei il custode, tu sei mitezza, tu sei rifugio, tu sei fortezza, tu carità, fede e speranza, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la vita, eterno gaudio, Signore grande, Dio ammirabile, onnipotente, o creatore, o Salvatore.